prima degli ultimi due brani finali, questa è una richiesta specifica che mi è stata fatta, vi facciamo sentire il brano con degli strumenti affrontati nella tonalità di re, il brano che abbiamo avuto l'onore di suonare con la venuta dei due ultimi pontefici in Sardegna. Sapete che le celebrazioni sono state fatte nella Basilica di Bonaria e abbiamo accolto sia Papa Benedetto che Papa Francesco, soprattutto nell'ultimo caso è stato accolto proprio da questa colonna sonora per tutta la sua discesa nel sagrato della Basilica, ed è proprio l'inno di Bonaria. Spazio a due balli, Badulesco e Minora. Non prima ovviamente di aver ringraziato il comitato di Sant'Elena 2015, in particolare il presidente Renato Testà, che da molti mesi mi ha chiesto perché lui ha detto una cosa che insomma adesso correggo un po'. All'inizio ha detto io ascolto solo voi e fai male se ascolti solo noi, perché ti regalerò un po' di materiale da ascoltare. Il mondo delle launetas è un mondo davvero sconfinato, è bello perché è molto vario, ci sono oggi tantissimi ragazzi che sono molto bravi, stanno facendo un percorso musicale di tutto il rispetto, di varie scuole. E questa è la bellezza, la diversità anche delle varie scuole, perché ognuna di queste scuole esprime il carattere, esprime la tradizione che quel maestro ha insegnato loro. Quindi oggi è bello avere queste numerose scuole, sarebbe noiosissimo sentire solo
sempre uno strumentista, no? È bello sentirli tutti, perché ognuno di questi poi dà qualche cosa di particolare, si distingue in alcune cose, quindi ti invito Renato ad ascoltare anche tutti gli altri suonatori. Lo so, era un complimento, ma l'ho trascinato per le orecchie tante volte, l'ho portato a San Defise, insomma, quindi l'ho obbligato ad ascoltare le Litas. Quindi vi ringrazio davvero tutti perché è stata per noi una serata piacevolissima, spero per voi interessante. Voglio anche salutare tanti amici appassionati, suonatori che vedo qui in sala, e vi offriamo questi ultimi